Terza corsa, premio remoto, riservato a 3 anni di discreta categoria. 6 al via, 1 Boston Trio Marco Stefani, 2 Batost Roberto Vecchione, 3 Bonnuit B Andrea Farolfi, 4 Blade Wise S Vincenzo Piscoglio, 5 Baby Spritz Manuel Pistone, 6 Birgit Antonio Greppi. Corsa piuttosto equilibrata sulla carta, tanto tutti a rete. Direi perfetto l'allineamento. Stacco della macchina, veloce, Bonnuit B, prende il comando su Blade Wise S. Cerca di farsi il posto Vincenzo Piscoglio, ma serra sotto Batost, poi Boston Trio. Fase prima curva, prova a convergere, ma il posto non c'era, alla fine si getta di galoppo. Numero Il figlio di 4, Yankee Glide, Blade Wise quindi 200 metri svelti, molto squalificato. svelti, in 3.17 da parte della fila di Man of Many Mission, che conduce su Batost, Boston Trio, poi Baby Spritz e Birgit, tutti molto sgranati. Intanto arriviamo al paletto dei 400 in 28,3. Ora cerca di prendere un po' in mano Andrea Farolfi con Bonnuit B, si avvicina a Batost, poi anche Boston Trio e Baby Spritz cercano di riavvicinarsi, tende a ricompattarsi il gruppo. Intanto 600 in 44 appena abbondanti, passaggio davanti alle tribune, ancora tutti in fila indiana dietro a Bonnuit B, Batost, Boston Trio, poi in quinta posizione vediamo Birgit. Frazione qui davanti alle tribune in 15,3, viene fuori un primo giro in 59,4, ma 31,1 per i secondi 400 metri. Ha preso fiato Bonnuit B, ora Batost è sempre lì in controllo davanti a Boston Trio, poi Baby Spritz in quarta posizione, chilometro passato in 1,14,6, 15,2 la curva con Bonnuit B ancora salda a battistrada, ma Batost ora esce all'esterno. Con Roberto Vecchione si avvicina anche Boston Trio, retta di là, con Bonnuit B e Batost alle prese, 14,5 in bocco dell'ultima curva, insiste all'esterno, Batost cerca di reagire la femmina, poi sempre Boston Trio dietro alle due, Batost ha preso un'incollatura di vantaggio sulla curva, Bonnuit B cerca di rientrare, ultima curva passata in 14,2, retta d'arrivo, Batost sembra prendere nettamente la meglio, Batost con Roberto Vecchione viene a vincere molto bene in percorso esterno, secondo posto per Bonnuit B su Boston Trio e al quarto Baby Spritz. 1,13,7 la media al chilometro per il figlio di Pascialest, con un ultimo 600 metri di fuori molto produttivi, è venuto a battere nettamente Bonnuit B. Rivediamo la retta d'arrivo con il portacolori della scuderia Rosso Crociata che viene a vincere. La guida di Roberto Vecchione, il training è quello di Gennaro Casillo, seconda Bonnuit B, al terzo Boston Trio, la quota in chiusura per Batost 2,65.